Buongiorno a tutti, io sono Rossella Preandi e lavoro in engineering e mi occupo di user experience design. Vi ringrazio tutti intanto per la partecipazione e adesso appunto procedo con il presentarvi l'attività e l'esercizio che andremo a fare. Allora, faremo un esercizio che ci aiuterà a comprendere se quanto abbiamo progettato è di facile utilizzo e comprensione. Preciso che non è un test sulle vostre capacità informatiche, ma una semplice verifica che le etichette dei pulsanti, i testi utilizzati e le informazioni rappresentate siano comprensibili alla maggior parte delle persone. Quindi cosa faremo? Abbiamo un breve sondaggio diviso in 5 domande. Per ciascuna domanda c'è un'immagine della nostra piattaforma informatica. Per ciascuna immagine vi racconterò uno scenario, ossia dei motivi che hanno spinto un ipotetico utente a raggiungere la piattaforma e quali passi ha eseguito per arrivare a quel punto. Dopodiché vi chiederò di rispondere ad alcune domande che possono essere chiuse o aperte. Per le domande chiuse le risposte sono impostate, dovrete semplicemente selezionare la risposta che ritenete più corretta, mentre per le domande aperte vi chiederemo di scrivere un vostro commento. Dopo aver votato attendete il mio ok per procedere, così che procediamo alle domande successive allo stesso tempo, così siamo tutti allo stesso passo. Se è tutto chiaro possiamo procedere con la connessione o c'è qualcosa che devo ripetere? Ok, per noi è chiaro, grazie mille. Ok. Quindi adesso noi procederemo invece con la presentazione dei servizi. Chiedo scusa. Sì? Adesso con il sondaggio? Ah, ok, con il sondaggio ora. Ok, perfetto. Sì, se è già stato presentato tutto, procediamo col sondaggio. Sì? Scusi, chiedono dalla sala come non è del tutto chiaro come fanno a rispondere al sondaggio. Allora, se lo può ripetere un secondo. Ok, Sì, inquadrare. esatto, bisognerà inquadrare il QR code che dovreste avere stampato in sala sui tavoli. Non avete il QR code? Sì? Esatto. Scusa. Ma, chiedo scusa Rossella, il QR Sì. code è stampato dove? Non avete dei fogli Sì? lì sui tavoli in sala? Sono un QR code. Ma no, ma è qualcosa, è per un portale che si chiama Cittadini Amici. È il portale Cittadini Amici, Rossella. Apro quel link Sì. adesso, allora? Tu lo mandi a tutti? Scusate, c'è stato... Scusa. Apro quel link là, io su quello apro il tavolo. Aspetta che lo comunico. Riuscite eventualmente a condividere voi il QR code? Okay. Scusate se vi interrompo, per il tavolo Treviso che ha dei problemi di collegamento, adesso vi metto in chat un altro link a cui vi pregherei di collegarvi, cioè si collegano solamente i partecipanti al tavolo di Treviso. Scusatemi, potete continuare. Ok. Sì, no, quindi ritornando a noi, non è del tutto chiaro cosa dobbiamo, qual è il QR code di riferimento che dobbiamo cliccare per il questionario. Ok, allora provo a condividerlo. Se lo potete condividere così lo Vediamo se impariamo funziona, sì. direttamente da qui. Allora. Lo vedete? Sì, sì, lo vediamo. Ok.
Siete troppo vicino. Se mi pare che stia funzionando, ok. Ok, C'è un po' perfetto. davanti. Ok, una volta entrati, giusto per chiarezza di nuovo a tutti, mi scusi, una volta entrati, Sì. Allora, dovreste vedere questa schermata, assolutamente questo sì, form. perfetto. Sì, sì, confermato che lo vediamo. Ok. Ok. Ok, attendiamo ancora un attimino così siamo tutti connessi. Okay. Per conferma la presentazione introduttiva al progetto del servizio è stata fatta? Confermate? No, no, non avevamo ancora fatto la presentazione perché la presentazione è lunghetta, ci vogliono un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora. Infatti, Ah, ok. No, allora... questa fase andava dopo, da quello che avevo sì, capito io. sì, allora interrompo la condivisione così si procede alla presentazione. Okay, e quindi riprendiamo questa fase subito dopo. Esatto, sì, abbiamo comunque il collegamento, quindi Benissimo, dopo in riprendiamo verità subito c'è dopo. anche il collega come si chiama? Di Firenze che si collegherà e presenterà un attimo i propri servizi. Quindi Ok. ci sono 10 minuti miei e 5-10 minuti anche del collega di Firenze. Ok, perfetto. Ok, Va bene, perfetto. grazie. Fatemi finire il questionario, sto facendo anch'io. Il questionario lo faremo poi insieme. Procederemo passo passo insieme nel farlo. È ormai quasi finito. Un attimo, allora dai che Sì. aspettiamo che lo finiamo a questo punto. Sì, diciamo che quello che andrò poi a presentare nel questionario Sì, è no, lo scenario. completiamolo, dai, completiamo.
Va bene. So. Ok, allora, buongiorno a tutti quanti. Ok, se c'è qualcuno che sta ancora compilando il questionario, non preoccupiamoci, andate pure avanti. Tanto nel frattempo io però vado avanti un attimo con la presentazione. In primo luogo, grazie a tutti di essere venuti. So che non era facile. Un sacco grazie alle colleghe dei servizi sociali, a Paola, a Valentina, a chi ci ha aiutato a organizzare la presenza in un giorno feriale, caldo, di mattina, quindi grazie mille di essere qui. A breve vi chiederei anche un attimo di fare un giro così sappiamo che rappresentanze siete, che associazioni siete. Ma intanto vi spiego un secondo il contesto. L'obiettivo di questa mattina, come avrete capito, è quello di cominciare a condividere dei servizi digitali che stiamo sviluppando. Dove li stiamo sviluppando? Li stiamo sviluppando all'interno di un progetto che, avete capito, anche questo è stato più volte detto, si chiama MyCity, finanziato dai fondi europei per lo sviluppo regionale, finanziato in maniera importante perché è stato finanziato solo per il Comune di Vicenza, anzi solo per l'area urbana del Comune di Vicenza con 650.000 euro. Questi 650.000 euro ci stanno servendo per sviluppare servizi digitali che adesso andremo un pochino a vedere nel dettaglio. L'obiettivo di oggi è quello di presentare a voi, che siete rappresentanti degli enti del terzo settore o di chi si occupa di tematiche legate al sociale, i servizi con particolare focus sui servizi che abbiamo pensato per il sociale. E perché siamo qui? Siamo qui perché il Confartigianato, o meglio il Digital Innovation Hub di Confartigianato, nel Digital Innovation Hub di Confartigianato è innestato l'Innovation Lab del Comune di Vicenza, che ha come proprio obiettivo quello di promuovere lo sviluppo di servizi digitali coinvolgendo i cittadini, coinvolgendo la società civile, coinvolgendo nel nostro caso, nel caso di oggi, gli enti del terzo settore. Ha l'obiettivo di diffondere servizi digitali, ma in un ramo importante che è quello della social innovation, di provare a sviluppare questi servizi non facendoli calare dall'alto, ma chiedendo feedback a chi poi ai cittadini, a chi questi servizi li deve utilizzare e a chi alle persone verso le quali questi servizi sono rivolti. Dicevamo i servizi di MyCity, li stiamo sviluppando come area urbana di Vicenza. L'area urbana di Vicenza comprende, oltre al Comune di Vicenza, i comuni di Altavilla, di Torri di Quartesolo, di Creazzo, di Sovizzo e di Caldogno, quindi 5 comuni oltre al Comune di Vicenza.
e li stiamo sviluppando insieme alle aree urbane che oggi erano presenti a questo incontro qui, quindi altre 5 aree urbane di tutto il territorio regionale, complessivamente 28 comuni. I servizi che stiamo sviluppando saranno poi messi a disposizione di tutta la regione del Veneto e capite che in questo contesto qui le difficoltà di andare a disegnare dei servizi digitali che vadano bene a tutti sono molte. Mettere insieme le esigenze di 28 comuni, ok, si sta rivelando un'impresa decisamente faticosa, tant'è che buona parte, non buona parte, ma una parte rilevante del finanziamento che abbiamo lo stiamo utilizzando, bruciando sulla progettazione. Sa bene Paola Baglioni qui con noi che ha svolto moltissime ore in riunioni di progettazione. Gratis. E lo sanno bene i colleghi della mobilità che stanno mettendo ancora più ore di quelle che stanno messo i servizi sociali per sviluppare altri servizi, perché questi servizi vengono sviluppati all'interno dell'asse 6, sviluppo urbano sostenibile, che ha sostanzialmente si pone sostanzialmente gli obiettivi di migliorare la vivibilità e la sostenibilità dei territori urbani, come andando ad intervenire intanto sulla mobilità, c'è un asse, l'asse 4, che riguarda i servizi di mobilità, e dall'altra l'inclusione sociale, quindi tutti i temi legati al sociale. Andiamo avanti, grazie mille. Ok, questo l'abbiamo detto. Entriamo direttamente, no vai ancora, grazie, quello dopo, perfetto. A fare una rapida escursione ai servizi che stiamo sviluppando. Questi servizi che vedete sono già in fase di sviluppo o avanzata fase di progettazione. Il registro delle fragilità rappresenta un servizio molto importante che il Comune di Vicenza ha già in uso fin dall'alluvione 2010, più o meno, insomma, comunque si è cominciato a pensarlo allora in quel periodo lì e poi si è portato avanti. Consiste sostanzialmente in un registro che elenchi le persone fragili da un punto di vista sociale, anagrafico, magari persone che anziane, over 75, over 80, 75 che vivono da sole, ok? O persone che hanno invece altre criticità psicofisiche, difficoltà di deambulazione e che in eventi critici, evacuazione, l'ultima Vicenza è stato utilizzato all'inizio di maggio per l'evacuazione di buona parte del centro storico per una bomba, tipicamente, ok, piuttosto che per eventi climatici estremi come esondazioni, eccetera, dove ci sia la necessità per i servizi sociali di poter intervenire e prestare il proprio servizio per farli uscire, per sostenere persone che magari hanno difficoltà. Quindi si va a creare un registro ad uso soprattutto dei back office e dei servizi sociali, ma sarà comunque un servizio esposto agli enti dei terzi settori, del terzo settore, con la possibilità che sarà data da questo servizio di segnalare casi che poi saranno posti al vaglio dei servizi sociali, che potranno decidere se prenderli in carico oppure verificare magari li avevano già in carico o considerare, insomma, caso per caso la loro inclusione nel registro delle fragilità. Un altro servizio importante che vi vede più direttamente coinvolto e che è quello dove oggi focalizzeremo l'attenzione è la piattaforma del volontariato. È stata pensata come piattaforma di incontro della domanda e dell'offerta dei servizi di volontariato e si configurerà, vado veloce, poi la vedremo nel dettaglio, come una piattaforma che ha 3 livelli di servizio. Una informativa, quindi le associazioni del terzo settore, ma in generale di chi
svolge attività di volontariato a qualunque titolo, può registrarsi, può inserire la propria anagrafica, può inserire le attività che vengono svolte, le modalità, e quindi un vero e proprio portale informativo che necessariamente dovrà colloquiare, e lo stiamo progettando, con gli altri portali informativi, in tal senso messi in campo anche dalla Regione. Ma non solo, chi sarà autorizzato dal portale del volontariato potrà entrare e quindi le associazioni del terzo settore potranno inserire le proprie attività e soprattutto all'interno delle proprie attività andare a definire se ci sono delle posizioni scoperte, cioè se c'è necessità di volontari, andando a definire che caratteristiche devono avere questi volontari, quindi in che ambito sono richiesti, per che funzionalità, quali requisiti sono richiesti. Questo elenco di posizioni aperte viene poi pubblicato nel portale del volontariato e lì i cittadini interessati troveranno in un unico punto tutte le disponibilità di enti che effettuano attività di volontariato, ma soprattutto potranno trovare le posizioni aperte per questi enti, e quindi il portale darà la possibilità al cittadino, identificandosi con SPID, eccetera, di presentare la propria candidatura per una o più posizioni e a livello di back office per l'ente del terzo settore, l'associazione, di verificare, vagliare la posizione e poi fuori sistema naturalmente prendere contatto e definire se poi è una persona adatta al volontariato per la propria associazione oppure no. E qui proprio si realizza, si concretizza l'incontro tra quella che è la domanda e quella che è l'offerta del servizi di volontariato. Questa sarà una piattaforma che ad un livello ancora più elevato permetterà poi ai servizi sociali di andare a definire quei percorsi di volontariato accompagnato per i progetti sociali. Ok? Quindi proprio in funzione delle posizioni che voi enti del terzo settore avrete aperto e saranno disponibili in relazione alle necessità, alle caratteristiche della persona accompagnata, i servizi sociali potranno cominciare da lì a costruire il percorso di volontariato accompagnato. Ci sono altri servizi che stiamo sviluppando, cogenti, tipicamente servizi motori di costruzione di stanze per tutti i bandi che vengono proposti, pubblicati dai sociali, per la richiesta ad esempio di contributi economici, buoni spesa, tutta quella serie di bandi che anche recentemente con la crisi del Covid siamo andati a dover pubblicare comune per comune in maniera autonoma, automatica. Questo che vantaggio avrà? Oltre che per il comune per il comune di avere degli strumenti per pubblicare i bandi, per i cittadini di avere di trovarsi di fronte a dei servizi che sono uguali, omogenei per tutto il territorio regionale. Quindi non andare a Treviso e trovarsi una modalità di presentare una domanda in una certa maniera, con una certa interfaccia e con una certa esperienza dell'utente, e poi andare a Vicenza e trovarne una differente. L'idea è quella di uniformare la parte di interfaccia verso l'utente e dietro uniformare quanto più possibile, questa è la grossa scommessa, tutti i processi che comune per comune invece sono ancora molto, molto differenti. E se questo si vede per i sociali, si vede ancora più per i servizi di mobilità. Vai avanti anche a quella dopo, per cortesia. Per i servizi di mobilità che stiamo andando a sviluppare, tutte le richieste di ZTL, ad esempio, ok? Tutti e 28, non 28, ma i 5, 6, 7 comuni che hanno una ZTL li richiedono in maniera diversa. Ora stiamo facendo uno sforzo importante per cercare di uniformarla
quanto più possibile. Tra questi una menzione importante riguarda il rilascio del CUD, del certificato unico europeo per la disabilità, che permetterà al cittadino di richiederlo qui, come ad Altavilla, come a Torre di Quartesolo, come a Treviso, e soprattutto, una volta emesso, permetterà a quel cittadino lì di transitare liberamente su tutte le ZTL del territorio regionale, mentre adesso il cittadino disabile richiedeva il CUD presso il comune di Treviso, poi passava per la ZTL del comune di Vicenza, veniva fotografato, poi ovviamente la legge gli diceva che naturalmente aveva tutto il diritto di passare per la ZTL anche con un permesso lasciato a Treviso, però c'era tutto un processo che si innescava di ricorso che ovviamente veniva vinto, quindi con le conseguenti spese. Con questo servizio qui, che è il servizio di interfaccia verso il cittadino disabile, il cittadino, ripeto, potrà richiedere il proprio permesso ed entra in un network regionale per cui a quel punto transita liberamente per tutte le ZTL del territorio. Arriviamo adesso velocemente a descrivere come funziona la piattaforma del volontariato. Ve l'ho già anticipato prima, ma ora andiamo più nel dettaglio. Ok? Allora, c'è una prima parte che è la creazione dell'anagrafica, in cui le associazioni di volontariato inseriscono i propri elementi, quindi chi è autorizzato e richiede l'autorizzazione al comune di riferimento per poter entrare nella piattaforma, potrà inserire i propri riferimenti. Il comune, i servizi sociali vaglieranno la proposta e ovviamente se accolta entrerà a far parte del portale informativo, quindi con tutti i dati anagrafica di attività. C'è poi la possibilità naturalmente di vedere l'anagrafica delle associazioni, quindi il portale metterà a disposizione tutta l'anagrafica delle associazioni lì dentro, lì presenti, e c'è poi la possibilità, che dicevo prima, interessante, per le persone autorizzate, per i volontari autorizzati da ogni associazione, di inserire le posizioni aperte, quindi di andare ad inserire i profili di volontari ricercati, i requisiti che deve avere, quante per quel particolare profilo di volontario sono le posizioni che vengono richieste, il periodo di erogazione dell'attività, tutta una serie di informazioni quindi che servono a perimetrare, a dettagliare l'identikit del volontario che state cercando e che poi viene pubblicato, quindi questo dettaglio, queste posizioni aperte vengono pubblicate nel portale. A quel punto il portale, l'elenco delle posizioni aperte è messo a disposizione del portale, del cittadino, che è la MyPA, quello che prima Regione Veneto indicava come MyPA, oltre che dei comuni, oltre che ovviamente delle associazioni. Il cittadino a livello di front office ricerca le posizioni aperte, carica i propri dati, la propria candidatura viene sottoposta al vaglio dell'associazione e se accettato la candidatura della posizione aperta, una volta compilato il form, inviato il form, fuori sistema, quindi non da dentro la piattaforma, adesso arrivo, il sistema permetterà di inviare fuori sistema l'associazione prenderà contatto con i candidati volontari e poi deciderà di inserirli oppure escluderli perché non hanno le caratteristiche. Arrivo subito, concludo e poi passiamo subito alle domande. E appunto questo era il passo 7 con l'accettazione poi delle candidature. Il contatto avviene fuori, quindi di persona, naturalmente, con i metodi che le associazioni decidono, dopodiché si ritorna a back office e si dà notifica dell'avvenuta accettazione
o del rifiuto dell'aver respinto la candidatura al candidato. Questo in maniera un po' veloce, un po' anche un po' così, ci rendiamo conto. Oggi speravamo di riuscire a farvi vedere in verità la demo del servizio, ma era difficile nei 5 tavoli coordinare questa cosa qui. Però il servizio è già in una fase di progettazione di sviluppo non matura ma già avanzata, e oggi sarebbe anche l'occasione per interagire con voi per capire se ci possono essere modifiche, suggerimenti, dubbi, critiche anche naturalmente. Ad esempio, una delle questioni che con i colleghi del sociale nel tavolo di progettazione ci stiamo ponendo è questa. Potrebbe essere utile che per le associazioni questo servizio permetta di inserire anche i beneficiari che vengono seguiti dall'associazione di volontariato ad esclusivo uso e consumo dell'associazione di volontariato. Questo è un tema che è stato dibattuto, che è ancora oggetto di dibattito, sulla quale vi chiediamo eventualmente anche qualche feedback, qualche idea. C'era una domanda? La domanda è, ok, perfetto, ho capito benissimo, la ripeto in modo che anche chi è collegato la senta. Come arriva, allora, nel momento in cui c'è la candidatura di una posizione aperta, quindi la candidatura da parte di un cittadino, ok, la notifica arriverà ai punti di contatto che in sede di anagrafica sono stati inseriti, tipicamente la mail dell'associazione di volontariato. Grazie, chiedo scusa. Un'altra cosa, non so se è quello che stava dicendo in questo momento, perché stavo pensando, non ho seguito, ma alla fine, se questo può essere anche un punto di riferimento per chi cerca un'associazione di volontariato come possibile persona fragile o in cerca di sostegno, di aiuto, per essere trovati appunto anche dai nostri destinatari, fruitori. Ottima domanda, questa si è sentita, vero? Perché era in linea, ok. Sì, nel senso che costituisce proprio un portale informativo, ok, con tutte le caratteristiche delle associazioni, tutti i servizi svolti, tutti i punti, i dati di contatto, proprio un portale informativo a tutto tondo per il cittadino. E proprio questo è il primo dei servizi. E poi c'è la parte di incontro, domanda offerta del servizio di volontariato. Grazie a lei. Grazie. Sì, allora, come dire, io sto lavorando molto su questo portale, anche se su questo progetto, anche se non è il mio di elezione, no? Nel senso che ho lavorato di più sul registro fragilità. Allora, un po' come dire, gli aspetti che continuo a evidenziare sono: uno, la necessità di un'integrazione forte con i portali esistenti e le responsabilità amministrative previste dalla regione, quindi tutto il lavoro del centro di servizi volontariato, che pure in Veneto non sono tutti uguali, cioè alcuni centri CSV hanno sviluppato portali specifici. Quello della provincia di Vicenza ha un portale simile di domanda e offerta, in parte, no? Poi magari Rita lo spiegherà meglio, e esiste anche una definizione regionale di organizzazioni dell'ente settore di volontariato iscritte. Il pensiero che avevamo fatto, lo dico anche ai colleghi, è che questo portale possa includere, oltre alle organizzazioni di volontariato e le regolarmente iscritte e alle altre associazioni regolarmente iscritte, anche quei luoghi di volontariato dove è possibile svolgere attività di volontariato diverse da quelle che sono le organizzazioni di volontariato tradizionali. Penso tradizionalmente ad esempio agli enti locali, no? Attraverso la definizione
volontariato civico, piuttosto che altre forme. Resta però, come dire, una necessità di proporre una particolare attenzione a questo tema al fine di evitare duplicazioni delle piattaforme e indurre confusione nella gente, nelle persone. Chiaro che il vantaggio di avere un coordinamento regionale che ci consenta di avere un sistema di accesso uguale per tutta la regione è un'occasione importante da non perdere, però il passaggio con la direzione regionale che si occupa del volontariato è fondamentale. Spero che sia già stato fatto come più volte richiesto, altrimenti va comunque un po' come era per il registro fragilità con l'area non autosufficienza, un po' come era per l'area mobilità, cioè, come dire, nel senso che un elemento che evidenzio in questi 2 anni ormai di lavoro è la forte necessità di un raccordo tra i vari livelli interconnessi, perché questi sistemi, immagino anche quella della mobilità, io non ci capisco meno, ma hanno un livello di complessità molto molto alto. Quindi più volte ci è capitato di dover fare da ponte tra le varie direzioni regionali. Ecco. Certo. Quindi questa è una dimensione importante. Ultima cosa, e poi magari riprenderemo dopo, per noi del sociale, forse non so se vi conoscete tutti, sono Paola Baglioni, sono responsabile della posizione organizzativa dell'unità del comune che si occupa di progettazione in particolare. È molto importante anche quella parte legata al volontariato accompagnato, nel senso che sempre di più la nostra progettualità, seguita da molte delle colleghe che sono qui, riguarda la possibilità di un inserimento di soggetti non necessariamente fragili dentro attività di restituzione alla comunità, quindi quelli che sono i progetti di utilità collettiva previsti dal reddito di cittadinanza, ma più in generale progetti di utilità collettiva previsti anche dall'amministrazione comunale stessa piuttosto che da progetti regionali. Ecco, quella è una dimensione che a noi c'è molto cara, perché rappresenta in qualche modo anche uno sviluppo di pensiero di comunità collettiva, la cui nostra idea è dire te lo cominci ad affiancare ad un'associazione anche attraverso il riconoscimento, ad esempio, della fatica che l'associazione può fare se il soggetto magari è fragile, ma in prospettiva alimento la percentuale di persone che fanno attività per il volontariato. C'è un'altra cosa, ma per il momento vi fermo qui. C'è un'altra domanda? Subito dopo questa domanda qui vi chiederei una cosa. Passeremo la parola invece a un collega di Firenze, del comune di Firenze, okay? Che ci presenterà un attimo anche i suoi servizi digitali, i servizi digitali al comune di Firenze, con un focus anche su quello che hanno fatto a livello sociale. Prego. Buongiorno, sono Maria Rita Del Molin, direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza. Più che una domanda, la mia è una considerazione e una richiesta. Già la riforma del terzo settore lo prevede, forme di coprogrammazione e coprogettazione tra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore. Penso che sia più che mai indispensabile dialogare e fare insieme, perché mi rendo conto, adesso che c'è stata la presentazione, che un po' facciamo le stesse cose. Noi le facciamo perché ce lo dice una legge nazionale, quella del codice del terzo settore, ce lo diceva a suo tempo la 266 del 91, cioè noi abbiamo un compito specifico che è quello di dare servizi e diamo anche servizi di orientamento al volontariato, ci arrivano delle richieste, quindi mettendo insieme risorse, richieste, database, banche dati, forse sarebbe la cosa migliore, perché altrimenti il cittadino si trova a dover scrivere le stesse informazioni in più gestionali, in più aree, insomma, di servizio. Quindi ritengo fondamentale che ci sia un incontro. Presumo che questa necessità ce l'avrà sicuramente anche gli altri centri di servizio per il volontariato del Veneto, considerando che è un progetto regionale, a mio avviso sarebbe opportuno costituire un tavolo di lavoro anche tra di noi per poter mettere a sistema quello che è il nostro know-how con il vostro e cercare di dare delle risposte più importanti, incisive
al territorio e alla comunità, e quindi anche fare rete e andare verso queste forme di coprogettazione che a mio avviso sono un po' la risposta per il futuro. Grazie mille per il pensiero, per l'idea. Il rischio di sovrapposizione è un rischio concreto, perché poi non si conoscono tutte le realtà, a volte si viaggia su strade parallele all'interno di compartimenti ancora molto stagni. Importantissima questo spunto qui, perché abbiamo ancora il margine assolutamente per integrare questi servizi con altri già esistenti, assolutamente sì. Quindi abbiamo già preso i riferimenti, incrociato i riferimenti, e quindi cominceremo anche questo percorso qui. Ok, allora, se va bene, visto che intanto vi ringrazio per gli spunti, ulteriori domande le riprendiamo sicuramente dopo. Passerei la parola quindi al collega di Firenze, anche perché oggi, forse lo sapete, è San Giovanni, festa del auguri a tutti i Giovanni, non ci sono tanti maschi, magari qualcuno c'è, ok. È festa del patrono a Firenze, quindi ringrazio personalmente il collega Femia del comune di Firenze. Gli chiedo se è collegato e se può intervenire. Sì, sono collegato, mi sentite? Molto bene. Benissimo. Buongiorno a tutti. Appunto, io abito a Firenze da tanti anni ormai, mi sento fiorentino, però devo dire che sono di origine meridionale, quindi il mio accento, penso l'abbiate capito dal mio accento, ma al di là di questo, insomma, diciamo che la città di Firenze insomma, mi ha offerto grandi opportunità, insomma, e le sono grato anche per la possibilità, insomma, diciamo, di trovare un ambiente, un humus per sviluppare le competenze, diciamo, personali e per partecipare a tantissimi interessanti progetti nel corso degli anni. Io vi volevo innanzitutto ringraziare per l'opportunità che avete offerto di conoscere un po' la realtà veneta dei servizi digitali, che mi sembra molto avanzata, e anche di far conoscere un minimo quella della mia città. Mi scuso innanzitutto se l'intervento non sarà molto organico, probabilmente salterò un po' di palo in frasca, questo è dovuto allo scarso tempo per prepararlo. Comunque cercherò di essere sintetico il più possibile, interrompetemi pure quando supererò il tempo a disposizione. Si parlava nella sessione plenaria, giustamente, di transizione digitale, il tema del giorno, se vogliamo, per chi lavora nel settore dell'ICT, ed è in questo, insomma, il mio pensiero che è fondamentale che le regioni e gli enti locali abbiano un ruolo, e che quindi, insomma, diciamo, la progettazione che parte dai territori sia tenuta nella giusta considerazione da parte del Ministero per la transizione digitale e nello sviluppo del PNRR. Soprattutto risulta essenziale, secondo me, il coordinamento e la collaborazione sempre più stretti fra le amministrazioni e il territorio. Certe volte, non nego, l'impostazione delle regioni è verticistica, si tende a riprodurre il modello statuale a livello regionale, e questo non sempre, alle volte può essere un bene, perché, diciamo, quantomeno si danno degli indirizzi anche forti, ma però, insomma, quello che bisogna fare, e mi sembra l'approccio seguito dal progetto MyCity, è riuscire a sviluppare i progetti all'inizio, proprio dal loro nascere, al loro concepimento, diciamo così, fino alla progettazione e al loro sviluppo insieme al territorio, insieme agli enti locali. Quindi in un quadro unitario, però è condiviso a livello regionale. E mi sembra che MyCity
a quanto ho potuto vedere, è un buon esempio, insomma, di questo tipo di collaborazione. E devo dire, personalmente sarei anche contento di avviare dei progetti di riuso, magari anche reciproco, perché no, fra dei rispettivi servizi, diciamo, appunto, fra la nostra amministrazione e le amministrazioni venete. Cominciare da Vicenza. E a proposito di riuso, insomma, vi sono tante difficoltà però per farlo, appunto perché, e qua mi ricollego a quello che diceva appunto Lorenzo Beggiato, va dato un focus molto importante alla coprogettazione con i comuni interessati, e questi a loro volta dovrebbero anche riuscire a coprogettare insieme ai loro cittadini, alle associazioni di impresa, alle associazioni di categoria. È una strada che un po' si è tentata a Firenze in maniera sia pure embrionale, convocando, diciamo, delle riunioni anche con, per esempio, le associazioni professionisti, geometri, architetti, ingegneri, per quello che riguarda lo sviluppo dei servizi dello sportello unico dell'edilizia, coinvolgendo anche associazioni di categoria nello sviluppo dei servizi SUAP, lo sportello unico delle attività produttive, e diciamo questa interazione qualche frutto l'ha dato, perché insomma in parecchi punti, in parecchi settori, per parecchie tipologie di servizi, abbiamo adattato, diciamo, la nostra progettazione a quelle che erano le esigenze manifestate. E comunque il riuso fra enti, torno lì, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore, è sempre, diciamo, è un po' a volte una chimera, perché nel momento in cui tutti, insomma, vogliamo farlo, tutti vogliamo attuarlo, però nel momento in cui si va concretamente a avviare cioè mettere a riuso un'applicazione, non mi sembra una pratica molto diffusa. Proprio per questa carenza di progettazione iniziale, questa carenza di appunto lavoro comune sulle basi e di attenzione alle esigenze specifiche. Succede che quindi vengono chiaramente in un progetto particolarmente evidenziate, diciamo servite, ma come anche giusto, le esigenze del committente, ma non si pensa alla progettazione, a una progettazione anche per il riuso. A questo scopo, diciamo, anzi diciamo, per collegarmi al discorso del volontariato, a me piacerebbe, ripeto, avere la possibilità di proporre anche a Firenze un qualcosa di simile. Noi abbiamo già un software in back office per gestire l'anagrafica delle associazioni. A questo back office è associato un forum online per la ricerca delle associazioni stesse, quindi i cittadini che si collegano possono vedere per diversi settori e tipologia di attività le associazioni di interesse, però mancano appunto quei servizi di supporto citati, come per esempio fondamentale anche la possibilità del reclutamento, cioè il reclutamento viene svolto singolarmente in singola associazione nelle forme più disparate, ma manca una centralizzazione della possibilità appunto di offrirsi come volontari per i cittadini, che in una città come Firenze, dove il volontariato ha una lunga e consolidata tradizione, sarebbe di indubbio interesse. Allora, per quanto riguarda Firenze, vi do un po' delle notizie di contesto. Io appartengo alla direzione sistemi informativi, sono dirigente del servizio chiamato gestione infrastrutture tecnologiche, che devo dire non rende giustizia al fatto che anche il mio servizio si occupa tanto di sviluppo, ma siccome ho in carico anche la parte infrastrutturale, cloud e così via,
è rimasto, diciamo, un po' appiccicata la missione appunto di gestione, però insomma anche il mio servizio all'interno della direzione dei sistemi informativi ha contribuito per la cittadinanza e chiaramente anche le esperienze di interoperabilità fra amministrazioni e di collegamento alle piattaforme abilitanti di cui al piano triennale dell'informatica della pubblica amministrazione. Per lo sviluppo dei servizi digitali ci avvaliamo di una società in-house che è SIFI, società che si occupa non solo di progettare insieme a noi questi servizi e di spiegarli in ambito metropolitano, ma è una vera e propria società di servizi per la città metropolitana. E questo, diciamo, un po' aiuta anche nel riusare mettere a riuso i nostri servizi. Cioè, sono tante comunque, nonostante tutte le difficoltà che accennavo prima, e proprio grazie anche a questo approccio di progettazione condivisa, almeno a livello di città metropolitana, si è cercato nei casi più felici di seguire, c'è un'omogeneità di certe tipologie di servizi appunto nell'ambito della città metropolitana, che poi sarebbe la provincia di Firenze. Anche se si pone il problema, diciamo, dell'area metropolitana in senso stretto, vale a dire di Firenze città capoluogo e dei comuni circonvicini che condividono, per i quali sono avviati progetti di condivisione di servizi e magari di avviare esperienze delle proprie unioni di comuni per determinati settori. Bene, in particolare il mio servizio ha contribuito tanto allo sviluppo di alcuni, scusate il gioco di parole, servizi per i cittadini nel momento, diciamo, più crudo dell'emergenza legata al Covid-19. Abbiamo sviluppato internamente appunto dei servizi rivolti ai cittadini più fragili e fra questi cito per esempio i buoni spesa per i residenti, per i cittadini residenti, quindi la possibilità di chiedere online appunto l'erogazione del buono e anche per non residenti, insomma, che comunque abbiano titolo per ricevere questo bonus. Un bonus idrico per integrare appunto la bolletta dell'acqua, lo sconto, un servizio per ottenere una scontistica sul trasporto pubblico locale e poi diciamo questi servizi sono affiancati a quelli più tradizionali, più già presenti da più tempo, che diciamo sono anche stati rinforzati con l'occasione appunto per lo stato di necessità che si è creato anche in città, a quelli detti prima. Per esempio l'emergenza dell'affitto, i vari bonus nidi, certo utilizzati poco in un momento di chiusura dei nidi stessi, ma che una fase successiva e probabilmente per il prossimo anno probabilmente saranno molto richiesti, come anche la richiesta di agevolazione tariffaria appunto per i nidi stessi, e a questi servizi si affiancano altri non specificamente, diciamo, rivolti a sostegno, ma comunque utilissimi per la cittadinanza, o almeno questa è l'intenzione, ma insomma il grado di fruizione è anche abbastanza elevato, insomma, come per esempio un sistema, un'agenda trasversale di appuntamenti per consentire di gestire in maniera ordinata gli appuntamenti presso gli uffici comunali a tutto tondo, quindi non ufficio per ufficio, ma riunificando su un unico sistema appunto la gestione degli appuntamenti presso, ripeto, i vari uffici.
Un bonus, il bonus cultura, per l'incentivazione della lettura, che è un servizio, insomma, che ci è stato proposto da Direzione Cultura, e altri servizi storici, come per esempio servizi per le vacanze anziani e quelli dell'Università e l'Età Libera, che quest'anno, diciamo, nel 2020 e anche per questo scorcio del 2021, sono stati portati sull'online. L'Università dell'Età Libera è un ufficio del Comune di Firenze che gestisce corsi, parecchi corsi, vari argomenti, per diciamo chi ne voglia fruire. Chiaramente si tratta di fasce di popolazione che hanno, come dice anche il nome stesso, più tempo a disposizione per fruirne, e quindi anche per superare certe situazioni di solitudine e di isolamento che si è potuto avere nel periodo del lockdown, sono stati portati online. Benedetto, scusi se intervengo. Devo chiederle un pochino di andare un po' a conclusione, perché abbiamo perfetto, sì. E abbiamo il questionario anche da concludere. D'accordo, sì. Ma vabbè, ho detto, diciamo, l'essenziale. Chiaramente i servizi, appunto, del Comune di Firenze sono molti, sono dispiegati su diverse aree tematiche. Ho già citato il SUAP, ho già citato tutte le edilizie che stiamo mettendo in questi mesi a regime. Poi c'è l'area dei servizi scolastici, molto vasta, insomma, alcuni di questi servizi l'ho citati, ma insomma c'è possibilità di iscrizione per i nidi, ci sono tutti i servizi di supporto alla scuola, prescuola, postscuola e così via. Ci sono le aree tematiche dell'ambiente, quindi per esempio legge 10 e così via. E insomma i servizi della mobilità molto importanti. Quindi abbiamo una copertura abbastanza vasta di servizi e devo dire, ripeto, anche un loro utilizzo abbastanza diffuso. Bene, mi fermo qui. Se poi insomma volete fare delle domande, io sono a disposizione. Beh, la ringrazio davvero molto a nome dell'area urbana di Vicenza, ma anche di Regione Veneto. Certamente due cose, io penso, da questo primo confronto sono emerse con le associazioni e con il Comune di Firenze. Da una parte, per quanto riguarda il progetto MyCity, da una parte l'esigenza di riuso e la progettazione con un occhio verso il riuso, naturalmente, e questo è certamente garantito per tutti i prodotti che stiamo sviluppando nell'ambito dei finanziamenti regionali. È naturalmente una delle condizioni necessarie. Ma l'altro aspetto che è venuto fuori anche in chat, leggevo un attimo fa ed è uscito anche in questo tavolo qui, è il rischio di sovrapposizioni, di sovrapporre alcuni servizi che si stanno sviluppando in tutto o comunque in parte ad altri già esistenti, quindi la necessità di fare una verifica, effettuare un controllo ed eventualmente integrare lì dove è possibile servizi, ma soprattutto banche dati già esistenti, per evitare duplicazioni di banche dati, per evitare duplicazioni di attività naturalmente e di sforzo e di fatica e di anche incompletezza ed errore che tutto ciò comporta. Ora chiedo al tavolo, ci sono altre domande sia in riferimento, eccole qui, vedo già una mano alzata, ai servizi che stiamo sviluppando. Arriviamo con il microfono, perfettissimo. Buongiorno a tutti, Zanotto Donato, Cooperativa La Casetta e anche, come dire, cittadino che fa parte di associazioni del mondo associativo di Vicenza. E si può definire anche come database del mondo associativo, no? Il lavoro di raggruppamento così delle varie realtà.
era un'idea che c'era ancora anni fa, insomma, un po' in fase germinale, quando ho lavorato all'Informa Giovani 2011-2014, era una delle richieste, una delle cose da poter fare, no? Con l'esperienza maturata in questi anni da parte mia, ma anche, come dire, con la vita associativa, volevo porre una questione, non so se ci avete già pensato, cioè molto spesso un database o comunque archivi di questo tipo rimangono statici. Vuol dire, il mondo associativo si aprono e si chiudono le associazioni, è molto volitivo. E proprio perché volontariato non c'è forse un'attenzione magari a comunicare la nascita di una nuova associazione oppure la chiusura, e succede che cercando, per rispondere a un bisogno, un'associazione che faccia una certa attività per un giovane, per un adulto, si trova il nome, si trova il luogo, l'associazione poi è chiusa da 1 anno, 2, e quindi ecco, trovare un modo per far sì che questo database sia attivo e sia reale, e non che periodicamente trovi delle falle, insomma, ecco, non so se c'era, questa è una questione. Questione importantissima, mi si è spento il PC, non so se ha qualche conseguenza sulla cosa, ma non credo. Ok, scusate. Questione importantissima, valida per questo aspetto, valida in generale per tutte le banche dati, soprattutto per tutte le banche dati anche pubbliche. Vedo forte rischio obiettivo. Allora, intanto no, non era una questione che si è affrontata in maniera esplicita, grazie di averla posta sul tavolo. La vedo più appunto dal punto di vista delle posizioni, delle associazioni che possono rimanere aperte quando di fatto non esistono più, perché può essere che natalità e mortalità delle associazioni possa essere abbastanza anche frequente, posso immaginare. Quindi è una questione da tenere obiettivamente in considerazione. Adesso nel tavolo proveremo a considerare alcune possibili soluzioni. Grazie, perfetto. Niente, io sono Silvia, assistente sociale dello sportello sociale del Comune di Vicenza, e volevo porre una questione che un po' che deriva un po' dal lavoro di tutti i giorni, no? Ovvero, le associazioni possono caricare, diciamo, la loro domanda, ma i cittadini possono caricare la loro offerta, nel senso, se io sono un cittadino e voglio di fare volontariato e tra quelle domande non trovo qualcosa che corrisponde, non so, alle mie abilità, alle mie risorse, alle mie volontà, posso io mettermi a disposizione della comunità mettendo, che ne so, in risalto quello che potrei fare, quindi ponendo l'accento appunto sulle risorse che ho, e poi essere magari un giorno contattato da un'associazione che fatalità cerca il prototipo e lo trova. Ecco, non so se sono stata chiara. Chiarissimo, grazie. Anche questa cosa qui in effetti non era stata presa in considerazione. Molto interessante, se ho ben capito, anzi parto da questo, il servizio prevede che siano le associazioni ad aprire delle posizioni di necessità, di domanda, con determinate caratteristiche. D'altro canto, lei dice, un cittadino potrebbe non rientrare in quelle posizioni lì per requisiti, caratteristiche, ma comunque avere l'aspirazione di fare volontariato in ambiti magari diversi o con caratteristiche diverse, quindi aprire a sua volta una posizione che rimane lì in piattaforma sospesa e che può essere presa in considerazione al di fuori di quelle immediatamente esplicitate dalle associazioni stesse. Ok, questa è un'altra esigenza di cui prendiamo nota. Grazie mille. Dottor Baggiatto, mi scusi, sono Riccardo Marenzi. Dobbiamo passare subito ai test perché sennò alle 12:15. Esatto, grazie mille. Andiamo avanti col test. Grazie Marenzi. Scusi Marenzi. Sì. Sente? Ok. Sì, sono qui. Noi abbiamo però già compilato tutto il Una parte, credo. Come dobbiamo andare avanti? Perché forse questa parte qui non ci è chiara. E adesso la collega Preandi mi illustrerà. Ok. Grazie mille a tutti. Grazie a voi. Grazie.
Buongiorno, appunto io sono Rossella Preandi, lavoro in engineering e prima avevo brevemente introdotto appunto l'attività del questionario, la reintroduco velocemente, quindi intanto vi ringrazio tutti sempre per la disponibilità. Quello che andremo a fare appunto è rispondere a un breve sondaggio composto da 5 domande, delle quali alcune sono chiuse e altre aperte. Specifico che non è un test sulle vostre capacità informatiche, ma è una semplice verifica che le etichette dei pulsanti, i testi utilizzati e le informazioni rappresentate siano comprensibili alla maggior parte delle persone. Andremo avanti insieme nel test, quindi attendete il mio ok per procedere, così che rimaniamo tutti allo stesso passo. Prima avevo appunto condiviso il QR code, e ce l'avete lì in sala per connettervi e accedere al questionario, o è necessario che io ce lo puoi ricondividere, a meno che non sia... Bene. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Eccolo qua. Ma scusi, non è del tutto chiaro, è quello di prima, giusto? Sì, esatto. Per chi non l'ha ancora fatto, perché chi ha già fatto il test, il questionario, non è necessario rifarlo, però chi non l'ha ancora fatto adesso procederemo insieme nello svolgimento. Ah, perfetto, penso però che... Beh, l'abbiamo fatto tutti? Aspetta che chiedo. Va bene. In sala mi dicono sì, che l'abbiamo fatto tutti. Ok, quindi c'è qualcun altro che deve farlo o... No, mi sembra che tra una ventina di partecipanti più o meno, mi sembra che tutti quanti mi stiano dicendo che l'hanno fatto. Sì, sì, confermo. Ok. Va bene, solo un attimo allora. Sì. Allora va bene, se è già stato fatto da tutti, allora vi ringrazio per la disponibilità e il vostro supporto. Esatto, attendiamo i risultati anche dei primi risultati. Benissimo, grazie.